Il Monte Grappa, a oltre 100 anni dalla fine della Grande Guerra, riveste ancora oggi un enorme valore storico che si innesta sull'immensa valenza ambientale e naturalistica del massiccio. Proprio per valorizzare il binomio fra uomo e natura è partita l'operazione di candidatura del Grappa al programma Uomo e Biosfera dell'UNESCO, che mira a tutelare la biodiversità e le buone pratiche di sviluppo sostenibile. A portare questa candidatura all'attenzione del governo veneto è il consigliere regionale Nicola Finco, che ha presentato una mozione per impegnare la Giunta veneta a supportare il percorso e a delegare un proprio rappresentante nel comitato di gestione, l'organismo che si occuperà della governance della futura riserva di biosfera del Monte Grappa. È una candidatura fondamentale, prima di tutto per tutelare e preservare il Monte Grappa, non solamente da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto è un'iniziativa che come Regione vogliamo sostenere per l'importante lavoro che hanno fatto le amministrazioni comunali. Ricordiamoci, sono 25 sia della provincia di Treviso, di Vicenza e di Belluno, e di portare avanti questo importante progetto di iniziativa. Sicuramente ci vorranno degli anni, ma abbiamo visto che con le colline del Prosecco un grande risultato l'abbiamo portato a casa, e adesso ovviamente tocca al Monte Grappa, una partita difficile ma che siamo pronti a giocare.